Fabrizio Dughiero, direttore del Premio Startup Veneto, 22esima edizione. È una grande soddisfazione oggi aver ascoltato le finaliste di questa competizione che ormai è attiva da più di 22 anni e vede la partecipazione per quest'anno di 3 università del Veneto cimentarsi appunto su una competizione di business plan, quindi su una gara di valutazione di business plan per la creazione di startup. Abbiamo molte categorie, tra queste ICT, Industrial, Life Science, Creative Industry e poi l'ultima che è la Clean Tech and Energy. Abbiamo avuto tutti noi giudici parecchio lavoro da fare perché tutte le idee erano ovviamente meritevoli, ma siamo arrivati ad una conclusione con molta soddisfazione e con grande accordo tra di noi. Riteniamo che questa sia una grande opportunità per tutti quei giovani e non solo giovani che si vogliono cimentare con una competizione legata all'espressione dell'imprenditorialità, soprattutto su temi che hanno a che fare con la tecnologia e con la scienza. Io penso che i 22 anni di competizione testimoniano la solidità di questo format e sono sicuro che questa solidità si dimostrerà tale anche nel futuro.